Ma quale tisana energetica, France? Ma sono io la tua tisana energetica, non hai bisogno di doparti. Un regista dopato la mattina, pensa, per sopportare Sammy Varin si fa la tisana energetica. Santa polenta, pure, signori, io lo so che voi siete belli tosti e pronti ad affrontare titoli fenomenali anche quest'oggi in rassegna stampa, perché su Radio Libertà cerchiamo la differenza, vogliamo farvi alzare bene dal letto, farvi andare avanti e indietro per casa cercando un caffè e poi magari possibilmente farvi uscire di casa. Sì, ancora già non siete in giro, buongiorno, oggi traffico più particolare del solito, come mai? Sono sempre le Olimpiadi, ormai, cioè, insomma, dovremmo aver trovato la quadra, com'è sta cosa? Il buongiorno si sente dal Varin, certo, anche oggi vi tengo svegli con cose buone dal nostro paese e dal mondo, grazie anche a voi stessi che mi date una mano. Ogni 5 minuti arriva qualcosa e sempre roba buona. Sto parlando dei vostri WhatsApp al 340 6709 659, perché questa è una rassegna stampa per chi ci segue in diretta, è molto approfondita da voi ascoltatori, cioè alla fine io dico un titolo e voi me lo commentate, me lo commentate, mi date l'input magari per nuovi discorsi che arrivano durante la giornata. Basta inviare un WhatsApp al 340 6709 659 e il gioco è fatto. Qualche esempio di titolo che potrebbe farvi alzare un po' meglio dal letto? Lo so che lo volete. E allora ce l'ho qua. Oggi parto dal secolo d'Italia. Migranti, vittoria italiana. Sui paesi sicuri a Strasburgo passa la linea Meloni. Fratelli d'Italia, torniamo a governare il fenomeno. Chiara Volpi nel suo editoriale Siamo sul secolo d'Italia. C'è la svolta sui migranti anche nell'Unione Europea. Il Parlamento Europeo ha approvato a larga maggioranza gli accordi raggiunti nell'ambito del trilogo sull'istituzione di un elenco condiviso UE di paesi di origine sicuri e per l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro. Il primo testo, presentato dall'eurodeputato di Fratelli d'Italia Ciriani, è passato con 408 sì, 184 no, 60 astensioni, mentre il secondo ha ricevuto 396 sì, 226 no e 30 astensioni. Attenzione ai paesi: Bangladesh, Colombia, Egitto, Kosovo, India, Marocco, Tunisia saranno d'ora in poi considerati paesi sicuri. Pertanto, le richieste presentate dai cittadini di questi stati saranno esaminate con procedura accelerata. Anche i paesi candidati all'adesione all'Unione Europea saranno presunti sicuri. Ma no, dico io. Per quanto riguarda invece gli hub in paesi terzi, le nuove norme consentono agli Stati UE di concludere accordi per l'esame delle domande in loco. Dunque, mentre l'Italia si prepara alla discussione parlamentare sul nuovo pacchetto sicurezza, sulla gestione dei flussi, da Strasburgo arriva un segnale inequivocabile. La linea del pragmatismo e della difesa dei confini non è più solo un'eccezione italiana, ma sta diventando la regola europea. Il Parlamento UE, infatti, come appena detto, ha approvato a larga maggioranza l'istituzione di un elenco condiviso di paesi di origine sicuri e l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro. Il via libera non è solo un successo politico per il governo Meloni, ma porta una firma precisa, quella di Alessandro Ciriani, Fratelli d'Italia e CL, relatore del testo sui paesi di origine sicuri, approvato con ben 408 voti favorevoli, oltre che la conferma che la strategia di esternalizzazione e di cooperazione con gli stati di transito, il cosiddetto modello Italia, è l'unica via percorribile per scardinare il business dei trafficanti di uomini. Questo il secolo d'Italia, questa è la notizia
secondo me importante in questa giornata di alti e bassi. E c'è il voto di fiducia, certo, sui soldi all'Ucraina, soldi magari fossero solo soldi all'Ucraina, armi all'Ucraina, e c'è Vannacci, e cosa voterà Vannacci? E dipende, perché ma vota, se qualunque cosa voti, viene poi estrapolata sia dal centrodestra che dal centrosinistra. Ognuno dice qualcosa, e Vannacci per il momento è riuscito a far parlare di sé. Attenzione, Vannacci e gli altri due ex leghisti, lui leghista non lo è mai stato, che sono andati con loro. Quindi sono in tre, i tre. Da il quotidiano Il Manifesto, mi sembra il minimo andare sul quotidiano L'Unità, che dedica la prima pagina a incentivare i naufragi, ostacolare i soccorsi. Ecco la legge spazza profughi. Il nuovo disegno di legge in Consiglio dei Ministri, scrive David Romoli oggi in prima pagina sul quotidiano L'Unità. C'era una volta la civile Europa che calmierava gli appetiti voraci dei sovranisti nazionali e imponeva un certo rispetto almeno dei diritti umani più basici. Oggi il quadro è rovesciato. Un'Unione Europea nella quale la destra radicale dilaga e fa egemonia il bastione della civiltà, bastione, non bastone, bastione della civiltà, e si è mutato nel grimaldello, col quale scassinare le ultime porte e avere ragione delle soverchie resistenze anche in Italia. Il Consiglio dei Ministri, che oggi dovrebbe varare un nuovo DDL sull'immigrazione, è convocato a 24 ore di distanza dal voto di Bruxelles, che ha suggellato il giro di vite sui rimpatri. A rendere possibile le nuove norme in Italia è la svolta dell'Unione Europea, che ha ormai fatto propria la strategia della fortezza sponsorizzata dall'Italia stessa. Qua mi fermo, ma avete capito quale animo impernia i poveri anche nel vero senso della parola, giornalisti del quotidiano L'Unità. Poveri, ma mai quanto i nostri di giornalisti. Noi siamo proprio sotto la povertà, sotto la soglia. Altri giornali? So che lo aspettate, signori. Allora arriva, eccolo qua. Il vostro giornale di riferimento è il giornale comunista, Il Manifesto. Eccola qua il titolo: Eurovisione. E si vedono naturalmente i poveri migranti. Con il sì di tutte le destre e di qualche socialdemocratico, l'Europa affonda il diritto di asilo. Via libera alle deportazioni dei migranti sulla base di accordi anche individuali con paesi terzi. Accelera il modello Albania, successo per Meloni, che oggi vara il... Scusate, mi viene da piangere, quasi non ci credo. Ma sarà vero? È quasi Natale. Francesco, tira fuori l'albero, è quasi Natale, dobbiamo farci gli auguri. Oggi il governo Meloni vara il... Dai, sai non fare così. Lo dici tu, per favore? Non riesco neanche a pronunciarlo, Francesco, questo termine, perché l'abbiamo desiderato tanto. Abbiamo votato la destra, il centrodestra, proprio per quello. Elimina l'oliva? No, neanche le accise. Ma arriva il blocco navale. Il blocco navale, arriva il blocco navale, ce l'ho fatta. Ho partorito il blocco navale, signori. Oggi il governo Meloni vara il blocco navale. Blocco navale. Facciamo un po' di paura, dai, come ai bei tempi che facevo il Padania Sveglia, no? Blocco. E poi arrivavano qua le televisioni dicendo: oh, cazzo succede? Cosa sta facendo Sammy Varin? Vabbè, dai signori, non fate così. Blocco navale fa paura, è un termine che fa paura.
Ma state sicuri che non succederà niente. Io ormai ho imparato che sono titoloni, ma poi succede poco o niente. Posso avere dei dubbi? Spero. Guarda che è la prima volta che ho dei dubbi e voglio che sia così. Perché normalmente, Vannacci Docet, se sei sicuro di una cosa, quello ti piglia per il culo. Se adesso ho dei dubbi, secondo me dai che ce la facciamo, dai che arriva veramente il blocco navale, vai. Vorrei andare sul tempo, dai, ti porto sul tempo perché effettivamente c'ha un altro titolo che vi può dare la forza, voi che siete indecisi tra Ignacca e il Petacca, mi alzo dal letto oppure no, innesto la prima e vado in macchina anche con l'auto mezza congelata. Ci sono quelli ormai disperati, quando il ghiaccio non si scioglie uno dice vado lo stesso, sì, va, faccio andare i tergicristalli, accendo l'aria condizionata a manetta su caldo e vado, tiro giù anche i finestrini perché sono congelati pure quelli spesso, vado sul tempo, signori. Altro titolo che è meglio di una tisana energetica che sta bevendo il nostro regista Francesco. Il Tempo titola oggi Immigrati ed emergenza sicurezza e ora rimandiamoli a casa. Ragazzi, capite l'entusiasmo? Vi vorrei toccare tutti qua in senso buono, vi vorrei baciare, ma basta così, basta e avanza. E insomma, già c'era Nucci adesso con queste lobby gay che giuro, io non ne parlo e vi dico il titolo, non pensate che vi stia qua adesso a immanicarvi con le lobby quelle cose di gay che governano il mondo, ormai lo sappiamo. Vabbè, ci arriviamo. Immigrati, emergenza, sicurezza e ora rimandiamoli a casa, titola il Tempo. Allarme criminalità minorile in Italia. Più della metà degli under 18 arrestati per violenza sessuale è straniero. Perché loro ce l'hanno sempre duro, a differenza di noi della Lega che ce l'abbiamo duro politicamente, capito? E loro ce l'hanno duro fisicamente, come gli atleti delle Olimpiadi che sono fatti tutta quella tuta, eccetera. E poi c'è qualcuno che ride, sulle radio concorrenti fanno le battute su questa tuta, eccetera. Noi non ne abbiamo fatta neanche una di queste. Siamo persone serie, cioè, ma per chi ci avete preso? Fino al compimento della maggiore età non possono essere espulsi, ma a 18 anni sì. E in Europa vince la linea Meloni-Piantedosi. Da maggio-giugno rimpatri super veloci verso i paesi sicuri. Scusate, io non riesco a proseguire. Francesco, vai avanti. No, non ce la faccio. I rimpatri super veloci, ragazzi. Non l'ho mai sentita questa cosa. Cioè, oggi sono incredulo, non credo neanche al Tempo. Semivani, se non credi al quotidiano Il Tempo, ma sai, altro che fatua, mi mandano una fatua quelli di Capezzone. No, dai, sto scherzando, sto cercando di sdrammatizzare il dramma per questi poveri immigrati clandestini che vengono qua a fare cacchio che vogliono, picchiare, rubare, violentare, fanno persino i biker di Glovo, signori, e noi non li rimandiamo indietro. Se non hai documenti e ti macchi di gravi reati, a casa, com'era la storia del cammello, la Sensta. Siamo sul quotidiano Il Tempo, sì, l'ho scelto perché aveva quest'altro titolo che ci dava coraggio e ve l'ho detto, meglio di una tisana energetica, ma siccome oggi mi state simpatici, signori, e state scrivendo all'impazzata al 3406709 grazie, tra poco vi leggo i vostri messaggi, vado sul quotidiano La Verità, che ha un altro titoletto, bada bene, insomma, che fa paura, ma ce la racconta giusta. Lo sai come titola La Verità questa mattina? Lo dico per i nuovi ascoltatori, ci potete anche guardare, guardare e non toccare. Se scaricate l'app di Radio Libertà, oltre a sentire la radio, c'è un tastino in alto a destra, televisione,
TV e se clicchi sopra vedi le prime pagine dei giornali di cui io parlo, capito? La stessa cosa se vai sul sito radiolibertà.net o se vai su Facebook, YouTube, cerchi Radio Libertà o Lega Salvini Premier. Siamo in diretta anche sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier. Ecco la verità. Siamo governati da pedofili e satanisti. Se non è potente questo titolo, ragazzi miei, ti viene voglia di uscire, fare un bel girettino? Ma farò una bella passeggiata tra pedofili e satanisti. Vediamo chi incontro questa mattina. Beh, magari incontri anche qualcun altro, mica sono tutti così. Quello che emerge dai file Epstein supera ogni fantasia complottista. È lo scandalo del secolo, ma tentano di insabbiarlo. Politici, manager, magnati, reali, osannati intellettuali alla corte di un individuo capace di ogni nefandezza. Con lui molti dell'elite che ha creato l'ordine mondiale condividevano orge e filmati di torture. Tra loro Bill Gates, che con i finanziamenti tiene le redini dell'OMS che decide sulla nostra salute, e poi Clinton, Al Gore, Mendelssohn, Barack, Lang, e insomma pare che ci siano praticamente tutti. Siamo governati da pedofili e satanisti. Sul quotidiano La Verità, in centropagina, ci sono anche loro, i magistrati che indagano Glovo, ma i loro consulenti, quelli dei magistrati, sono pagati poco più dai rider. Tanto per. Interessante articolo di Alessandro Darold. E ancora, ci hanno riempito di stranieri per sfruttarli, ora versano lacrime di coccodrillo. Giusta meditazione di Mario Giordano, oggi sul quotidiano La Verità. In centropagina chiaramente è il leitmotiv di quest'oggi, il motivo per cui sono felice di essere qui con voi quest'oggi per darvi questa notizia, e mi fa piacere darvi ogni tanto delle belle notizie che ci cambieranno estremamente la vita. Espulsioni più veloci dei migranti condannati, ok? Il sottosegretario Del Mastro, e c'è da fidarsi, sui 30.000 criminali stranieri fuori dal carcere, lavoriamo per rimandarli nei loro paesi, specie in Africa, e per impedire che i ricorsi non sospendano gli allontanamenti. Questa è una cosettina già più proprio non è un'utopia, non è, però qualche problemino potrebbe insorgere. Serve maggiore durezza. Ci piace. Patrizia Floderreiter, vi leggo l'incipit di questo articolo. Nella casa circondariale Bozza di Bologna ci sono 377 detenuti italiani su 493 stranieri. Cioè vai in carcere e impari l'arabo praticamente. A San Vittore di Milano gli italiani sono 318 e ben 621 gli stranieri. È un po' come nelle nostre classi a scuola, capito? E che se pensi di imparare l'italiano, ma hai sbagliato tutto nella vita. Dati del sottosegretario alla giustizia Del Mastro, che, intervistato dalla Verità oggi, traccia la rotta del governo sul problema dei troppi stranieri condannati nel nostro paese, che si trovano sia in carcere sia a zonzo sotto casa vostra. Servono espulsioni più veloci, scrive oggi il quotidiano La Verità. E siccome lo amiamo, entriamo all'interno della Verità. So che faccio un regalone a molti di voi, ma non pensate che ve lo legga tutto, signori. Sono qua per dirvi giù dalle brande, sul culo da quel divano, vestiamoci e usciamo. Piovigina, sì, un pochetto, ma prendetevi l'ombrello e facciamolo senza ombrello questa mattina. Uscite di casa e acquistate magari proprio il quotidiano La Verità, che costa solo 1,50 € e magari è il vostro primo quotidiano dopo mesi che non compravate niente. Vergogna. All'interno della Verità, ecco il proseguo della prima pagina. Reali, magnati, premier,
I padroni del mondo sono nella rete dell'orco. Quello che emerge dai documenti desecretati è una tela di relazioni che legava il faccendiere ai potenti della terra, da politici come Clinton e Barack a ricconi come Gates. Uno dice che questi sinistra sono rimasti turbati dal fatto che c'è dentro anche Bill Gates, e uomini di cultura come Woody Allen e Chomsky. Signori, che vogliamo fare? C'è un paginone appunto riservato a questo che ci fa venire tanti dubbi appunto se è il caso di prendere un'astronave, andare su Marte. Sempre sul quotidiano La Verità, l'intervista con, su questo argomento, Marcello Foa. Intorno a Epstein l'ombra di riti satanici e violenze sui bimbi, dice l'ex presidente della RAI intervistato da Francesco Borgonovo. Nei file ci sono riferimenti a pratiche inimmaginabili. Temo che i veri colpevoli rimangano impuniti. Un allarmone, insomma, che lancia il quotidiano La Verità prima che tutto quanto venga davvero dimenticato. Non da meno, a pagina 4, l'intervista ad Andrea Del Mastro, che dice quella frase che ci piace tanto, che assomiglia un po' anche a quell'altra, reemigrazione, ma ancora non ci siamo. Più espulsioni per gli stranieri condannati. Il sottosegretario alla giustizia intervistato oggi dal quotidiano La Verità. La reclusione nel paese d'origine di chi commette reati è possibile solo con il consenso del reo. E cavolo, ci deve dare il permesso quello lì. E tu dici che ce lo dà? Non lo so, perché qui da noi alla fine non si sta benissimo, ma da loro si sta peggio. Il ricorso del detenuto contro il provvedimento del giudice non dovrebbe più sospendere gli allontanamenti. Serve più durezza, ok? Quindi ci si sta muovendo. Grazie all'operazione Verità fatta dalla Verità, sono quotidianamente assediato da richieste di provvedimenti svuotacarceri, sul presupposto che saremmo un sistema carcerocentrico. Non avete mai sentito questo termine? Vi piace? Lo dico ancora. Siamo un sistema carcerocentrico. Ma è pronta sta tisana allora? E continui su e giù con sto filtro, puccia, non è mai pronta, sarà anche fredda. Occhio a dire puccia, che sennò ci censurano. Non si può più neanche parlare. Ho detto puccia, non ho detto pucci. Allora si censura, ma adesso arriva la modella, non qua, ma arriva a Sanremo la modella a posto di Pucci. Insomma, almeno gli occhi ci guadagnano qualcosa. Andrea Del Mastro oggi sul quotidiano La Verità. Se abbiamo circa 60.000 detenuti e 144.822 persone in area penale esterna, vuol dire che sono più quelli fuori che dentro. Il tema sollevato dal direttore Belpietro nell'editoriale di ieri sulla Verità, che ci siamo persi perché non ce l'abbiamo fatta a leggerlo. 1 su 5 di coloro che usufruiscono di misure alternative alla detenzione è straniero. Ci sono 30.279 immigrati condannati per reati anche reiterati che restano in circolazione, liberi di tornare a delinquere come spesso capita. Spedirli in galera sembra un'impresa quasi impossibile e se ci sono stati non si conoscono i provvedimenti di revoca delle pene alternative. Molto interessante l'intervista a pagina 4 del quotidiano La Verità ad Andrea Del Mastro. La tragedia di Nizza Monferrato, dopo l'autopsia sul corpo di Zoe, si scopre che era viva al momento della caduta. Giro di nuovo la pagina? No, ci resto perché in taglio basso c'è un'altra notizia di quelle terribili che ci fa incacchiare. Brescia, padre bengalese violenta la figlia minorenne che resta incinta. Quanti anni aveva? 10. La ragazza è andata in ospedale per forti dolori addominali. L'uomo è stato arrestato. Non la mettono tutti, alcuni la mettono in un riquadretto piccolino. Sulla Verità c'è un bel mezzo paginone. A pagina 8, la nuova schiavitù è già perché gli ultra dell'accoglienza adesso si svegliano.
I disperati fanno comodo agli sfruttatori. L'inchiesta su Glovo, quello a cui voi ordinate che vi porta da mangiare, ma qualunque altra cosa a casa, fa commuovere i progressisti. Ma è proprio l'immigrazione di massa da loro celebrata ad avere rimpolpato l'esercito di poveri da sottopagare e accelerato l'erosione dei diritti di tutti i lavoratori. Se ne occupa oggi Mario Giordano sul quotidiano La Verità. Il governatore Dem è sconfessato dalla sua stessa maggioranza. Dove e come? Cos'è successo? Signori, De Pascale apre a un CPR in Emilia. Cos'è successo? De Pascale, ma stai bene? Ma cioè, capisci, dopo Vannacci che se ne va dalla Lega, adesso arriva De Pascale, io non so se lo amiamo, lo amiamo. AVS 5 Stelle sconfessano il governatore Dem dell'Emilia Romagna. Emilia Romagna, De Pascale, non sei in Lombardia neppure in Veneto. Non capisco più nulla, ragazzi, mi crolla il mondo addosso. Praticamente in un'intervista al Corriere ha aperto all'ipotesi di un CPR in Emilia Romagna, il governatore dell'Emilia Romagna, un CPR nella sua regione che è l'Emilia Romagna. Riteniamo sia un errore ogni forma di legittimazione a strutture che negano i diritti fondamentali e confinano persone in centri di detenzione amministrativa in condizioni inumane e degradanti, ha detto AVS. È evidente che la sinistra sulla sicurezza non sia credibile e questa spaccatura può fortificare le frange più facinorose. Grave che il governatore non sappia farsi ascoltare nemmeno dalla sua maggioranza e non dia una linea comune, ha detto invece Fratelli d'Italia, Marta Evangelisti. E capite per cui rimanete basiti anche voi guardando la vostra radio DAB, dite ma cosa sta succedendo? Vannacci esce dalla Lega, De Pascale apre un CPR in Emilia Romagna. Diglutisco e vi do quest'altra notizia bella si fa per dire. Preso a Torino, nordafricano tenta rapina con un macete. Arrestato a Torino nel quartiere Barriere di Milano un uomo di 35 anni di origine marocchina per tentata rapina aggravata, vittima una ragazza che mentre rientrava a casa era stata minacciata con un macete per farsi consegnare lo smartphone, il famoso macetino da tasca. Sabina Biraghi si occupa sempre sulla Verità del via libera UE alla lista dei paesi sicuri. L'Eurocamera approva le modifiche alle norme sulle procedure d'asilo, nell'elenco pure Bangladesh, Marocco e Tunisia. Piantedosi dice successo del nostro governo. Quindi insomma, diciamo che quello di prima è il padre bengalese che violenta la figlia minorenne che resta incinta. Si potrebbe anche... La facciamo una remigrazioncina a questo padre bengalese? Giro di nuovo la pagina, signori. Sì, vi sto facendo esplorare com'è il quotidiano La Verità per darvi un esempio di come siano potenti alcuni giornali e magari non lo comprano in tantissimi, ma quando lo leggi ti dà, è come mangiare una caramellina che non sa di niente, invece mangiare una caramella che ti lascia un bel sapore in bocca. Altra battutina, che non è una battutina, ma che fa pensare a pagina 9, i primi sottopagati sono i tecnici dei tribunali. Mentre fioccano fascicoli contro il caporalato, Glovo e giù di lì, il sistema giudiziario si avvale di profili altamente specializzati ma mal retribuiti. Infatti, malgrado l'intervento della consulta, oggi un consulente informatico guadagna 7,34 euro lordi all'ora. Poco più di un rider, signori. Alessandro Darold ha scoperto una cosettina che fa arrabbiare ulteriormente certe categorie. Se vince il no, il CSM resta in mano a un'associazione privata come l'ANM. Se ne occupa Carlo Maria Grillo oggi sulla Verità. Gli argomenti di chi si oppone alla riforma sono faziosi, non c'è alcuno sfregio alla carta e l'autonomia è garantita. Si gira di nuovo la pagina e c'è Beppe Sala. C'è Beppe Sala che perde la guerra dei VC.
E questa è una notizia ghiotta, certo, per chi cerca solo notizie sceme nella sua giornata di vita, ma ci sono quelli che vogliono solo notizie sceme. Bocciata dalla Corte di Giustizia UE la gara, Beppe Sala perde in Europa la guerra dei VC. Sappiatelo, il sindaco di Milano perde l'ennesima battaglia, quella dei VC. Noi insomma adesso abbiamo visto quanto hanno applaudito i bidet e i nostri amici delle Olimpiadi e Sala è senza VC. La Corte di Giustizia UE ha infatti bocciato la sua gara per installare 110 toilette gratuite di ultima generazione. Il contratto firmato a fine 2023 con un'alleanza di imprese AIC Network SL, la gara prevedeva 24 anni di manutenzione dei Vespasiani high tech, i vecchi Vespasiani, ve li ricordate? Oh, che bello era fare la pipì nel vecchio Vespasiano in mezzo alla strada mentre vedevi le macchine che passavano e ti guardavano. In cambio di 18 di utilizzo da parte dei vincitori di 97 impianti pubblici. Insomma, fatto sta, l'assegnazione del bando era stata impugnata da Urban Vision e dopo 2 anni di battaglie ha vinto e quindi dove faremo la pipì adesso quando siamo in Milano? No, perché si può entrare in un bar, ma devi prendere qualcosa per forza. Se poi ti scappo pure la pipì e ci bevi qualcosa e dopo ci devi andare proprio. E sempre che il cesso lo trovi, perché alcuni bar a Milano ce l'hanno nascosto, nei posti più strani devi uscire, rientrare, andare, poi non si chiude la porta. Giro di nuovo la pagina. Non giro la pagina, sono le 8:01. E Francesco, la tisana ha fatto il suo effetto. Dobbiamo fermarci. Musica indipendente ogni mezz'ora nella rassegna di Sammy Varin. Oggi un giro sul Guardiano del Faro. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Non possiamo che rimanere a bocca aperta dopo aver ascoltato il Guardiano del Faro, che è tornato a suonare non soltanto quel sintetizzatore che ha portato in Italia tanti anni fa chiamato Moog, ma anche il suo pianoforte. Per amore, per passione. Il Guardiano del Faro, questa è la traccia di apertura per l'album del 2022, il venditore di sogni, che ha segnato una delle tappe del ritorno discografico di Federico Monti Arduini, famosissimo per il grande successo di Amore Grande e Amore Libero negli anni 70 e non soltanto. Buongiorno al Guardiano del Faro, buongiorno a tutti voi. C'è Sammy Varini in diretta nazionale sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier, in diretta nazionale sul DAB, sulla banda DAB Digital Radio. Ricordate, se avete un'auto recente, cercate sul cruscotto la vostra radio, schiacciate DAB e poi cercate, siamo in ordine alfabetico, Radio Libertà. Ci ascoltate in tutta Italia senza utilizzare i gigabyte. Poi chiaro, se ce li avete, e perché no, scaricate l'applicazione di Radio Libertà dal telefonino e ci ascoltate anche in metropolitana. Ci sono gli ascoltatori gne, anche perché oggi c'è il voto sull'Ucraina, lo sapete, e sarà un voto di fiducia, Finché non sentirò dire dalla Lega che la Russia è stata provocata per portarla alla guerra, non voterò più. Oh, ascoltatore cicca gne, che devo dire l'abbiamo abbozzata più volte questa frase, però se si sta in un governo c'è il solito teorema dell'ingranaggio che gira, tu sei un ingranaggio, puoi sempre decidere di fare quello che ti pare e cambiano l'ingranaggio, capito? Buongiorno Sammy, ieri sera sono stato negli studi di E sempre carta bianca. Terribile, che cosa ti è successo? Una cosa abominevole, un covo di comunisti, la Briganti, quella con la pisellina, la De Greggigirio, mi dici persone che non conosco, e tutta altra monnezza simile, però sono bravissime a rigirare le frittate, esperienza negativa. Enzo, no, non fare più queste cose, ti fanno male, veramente. Ma cosa volete fare, blocchi navali? Oramai siamo impestati di maranza che non possiamo mandar via. È proprio quello, la bravura, secondo me. Il teorema completo dovrebbe essere questo: blocco navale e remigrazione. E stai tranquillo che se ne parla, se ne parla in queste ore. Vai. Ciao Sammy, ma meno male che Vannacci e quei tre sono usciti dalla Lega, ci scrive Mario. Blocco navale tutta la vita, Albania pieno ritmo, Albania, deliri sinistri a tacere, espulsioni senza se e senza ma, ricorsi che diventano carta straccia. Grazie Sammy, ottimo risveglio stamattina, poi abbiamo messo anche Tottorodoro, spero che sia veri tutto, sì Marco, questo... Lo speriamo tutti. Ma va, De Pascale vuole aprire un resort e chiamarlo CPR, avete capito male. Marco, è vero, un CPR, un resort CPR, chiaramente tutto per ricastri eccetera. Rimpatri, blocco navale, evviva, ma quante volte la Meloni ci ha preso per il culo, voi ci credete? Io sì, ci credo, voglio crederci signori, così come credo che devo correre perché sono in ritardo come al solito, ragazzi. Oggi c'è gente che sgomita per essere ospite nel mio programma, non ce la farò mai a leggervi tutti i giornali che volevo leggervi. Alle 8:45 arriva il senatore Manfredi Potenti, parleremo di animalismo perché è successa una cosa terribile nelle Marche. Hanno ritrovato decine di cani ammazzati e anche un gatto. C'è qualcosa di molto strano in questa cosa, ce ne riferisce Manfredi Potenti. Alle 9 potrebbe darsi, lo dico, non c'è mai sicurezza, Alessandro Morelli, sottosegretario di Stato, sapete, dopo il successo delle Olimpiadi, è comunque in giro a controllare come sta funzionando, eccetera. Se lo seguite sui social ve ne accorgete. Poi alle 11 arriva Simonetta Matone, anche con lei parleremo di giustizia, del decreto giustizia e di cosa sta cambiando. Intanto a Bibbiano
Bimbi strappati senza prove, parlateci di Bibbiano. Ce l'ho ancora di là la maglietta della trasmissione hashtag bambini strappati che facevamo su queste frequenze. Nonostante l'assoluzione di quasi tutti gli imputati, non hanno fatto niente. I giudici del processo Angeli e Demoni scagionano i familiari dei piccoli. Nessun riscontro oggettivo degli abusi che hanno portato all'allontanamento, ma il fine dei servizi sociali non era ingannare. Eh sì, perché adesso se la prendevano con i familiari dei piccoli che li avevano denunciati, non hanno fatto niente. Fabio Amendolara ne parla solo il quotidiano La Verità, di questa cosa sappiatelo. I giudici che hanno assolto Bibbiano fissano nella loro sentenza da 1650 pagine un dato. Nei casi esaminati che riguardano 12 minorenni, gli abusi attribuiti alle famiglie di origine non sono stati dimostrati. Le ipotesi che avevano portato all'allontanamento dei minori non trovano, valutano i giudici del Tribunale di Reggio, riscontri oggettivi che avrebbero potuto reggere in un processo penale. I bambini, in sostanza, sono stati tolti alle loro famiglie non dopo fatti accertati, ma sulla base di valutazione che il processo non conferma. Tutto ruotava attorno a una sfilza di accuse di falso contenute nelle relazioni dei servizi sociali che avrebbero avuto, secondo la procura, la finalità di trarre in errore i giudici del tribunale per i minorenni. Un articolone bello tosto che rimette ancora una volta la situazione Bibbiano lì sul tavolo. La sentenza attesta che i minori sono stati vittime di ipotesi e interpretazioni. Ora toccherà alla giustizia civile stabilire eventuali risarcimenti danni. Ne parla solo sul quotidiano La Verità. Oggi Vannacci dovrà decidere se restare o no nella maggioranza, sappiatelo, ogni giornale poi lo piega di qua e di là. Il governo pone la questione di fiducia sul decreto che invia nuove armi all'Ucraina. I 3 deputati su cui si può contare il generale, non hanno ancora detto come voteranno. Solo una cosa è certa: la sinistra si dividerà, quello è vero. A proposito, è stato pubblicato lo statuto del nuovo partito di Vannacci: famiglia naturale, radici, confini. L'ex Parà presenta i valori del partito, guarda caso sono identici a quelli che porta avanti la Lega, ma va bene, assolutamente, lo amiamo, anche se ci ha preso per il culo, lo amiamo, guarda come siamo francescani. Pagina 17, siamo sempre sulla Verità. Io, esule, vi dico che istriani e dalmati non spariranno mai, nonostante l'orrore. Pagina 17. Zara è stata la Dresda dell'Adriatico e aspetta ancora che la medaglia d'oro venga appesa al suo gonfalone. Oggi La Verità pubblica l'intervento di Tony Concina, presidente onorario dell'associazione Dalmati Italiani nel Mondo, durante la commemorazione che si è tenuta ieri alla Camera dei Deputati per celebrare il giorno del ricordo in memoria dei martiri delle foibe e dell'esodo giuliano dalmata. Tony Concina, un paginone quest'oggi, oltre naturalmente alle foto della commemorazione alla Camera per le foibe. Dove andiamo? Dove si va di buono? Dove si va? Voglio esagerare, vogliamo esagerare, ok? Un altro giornale potente proprio su questo fronte. Ieri era il giorno del ricordo e ti dico, sono rimasto che anche sul Corriere alla fine c'è una paginettina che parla del tributo delle Camere alle vittime delle foibe. Meloni: questa storia non sarà più negata. Bocchino e il no della Toscana, contro di me grave censura, ieri era in regione. E l'intervista di Fabrizio Caccia: anni con la paura di sparire, ancora tanti negazionisti che vanno contro l'evidenza. L'olimpionico Pamic: torno spesso a Fiume, è bellissima. C'è solo questa pagina sul quotidiano Il Corriere. Vi devo dire che pensavo
un po' di più. Ieri non ne ha addirittura parlato della giornata del ricordo. Andiamo invece sul quotidiano Il Giornale. Perché? Perché ancora una volta voi che avete bisogno di energia, di tisana energetica per alzarvi, eccola la vostra tisana, o anche per andare a letto la sera, visto che andiamo in replica dalle 20 alle 21. Il Giornale apre questa mattina con: l'Europa sedesta, stop ai clandestini. Ok alla lista dei paesi sicuri, socialisti KO, rimpatri più facili, freno all'immigrazione, vince la linea Meloni. Buona la mia tisana, buona, buona. L'ultimo delirio, omofobia e spie, il caso Report manda in tilt la sinistra woke, Ranucci attacca Giletti e Il Giornale, Mancini è ossessionato da me. Ranucci insiste e ribadisce l'esistenza di un gruppo di pressione organizzato attorno all'orientamento sessuale, ma sinistra e promotori della lotta all'omofobia non dicono una parola. Intervistata la Concia, gay, i progressisti non hanno superato certi pregiudizi. Se amate il tema, oggi Il Giornale è vostro. Armi a Kiev, oggi la fiducia, Vannacci è al primo bivio. E poi Luigi Mascheroni, su Giù la maschera, divertente, si chiama Boicotta a puntino. Noi da tempo, disgustati da questa destra impresentabile, appoggiamo tutte le campagne antifasciste che la sinistra sta con coraggio combattendo. Mi hanno detto: Vannacci è un omofobo razzista, non leggerlo. Il Mondo al contrario ha venduto 250.000 copie. Lui è andato all'Europarlamento e si è fatto un partito. Allora mi hanno detto: senti, quei fascisti di passaggio al bosco non devono entrare più a più libri, più liberi. Grande idea. C'era la fila allo stand e il traffico del sito in 3 mesi è quintuplicato. Non contenti mi hanno anche detto: la Pausini non canta Bella Ciao? Ah sì? E noi non compriamo più i suoi dischi, deve sparire. Ho ubbidito. Si è fatta alle Olimpiadi e farà Sanremo. Bella strategia del cazzo. Vabbè, non abbatterti, mi dicono, compra la spilla anti-Venezi. Fatto, la Venezia è diventata la direttrice d'orchestra più mediatica d'Europa e la campagna abbonamenti della Fenice per la stagione 25-26 non è mai andata così bene. Non si molla, insistono, attacca Pucci sui social, non può andare a Sanremo. Ho smanettato tutto il giorno su X infamandolo e subito i suoi spettacoli da qui all'estate in 2 giorni sono andati sold out. E appena la Conad gli ha stracciato il contratto per un evento aziendale, mia moglie ha detto che da sabato la spesa si fa all'Esselunga. Vabbè, nulla è perduto, fuorché l'onore. Adesso inizio a scrivere che la Meloni non è una fascia, è una nazi. Poi voglio vedere come fanno le elezioni del 2027. E così si scherza certamente sul quotidiano Il Giornale. E a pagina 2, pagina 3, l'Europa sedestra, ok? Non sedesta, sedestra. Vittoria dell'Italia, via libera alla lista dei paesi sicuri, rimpatri più facili per gli irregolari, sinistra allo sbando. L'analisi di Felice Manti: più diritti ai veri profughi e stretta alle sentenze creative, ma il potere dei giudici resta. Chi si vedrà rigettata la domanda rischia l'espulsione, così riparte il modello Albania, signori. Regole comuni, procedure più rapide ed efficaci, stop agli abusi, asilo garantito entro massimo 3 mesi a chi ne ha davvero diritto. Con l'introduzione dei paesi sicuri, l'Unione Europea esce dall'ambiguità dell'accoglienza a tutti i costi di chi reclama un diritto che non gli può essere pienamente riconosciuto e riconosce un'unica domanda di protezione a livello europeo per evitare che chi invece fugge da guerre, carestie e dittature si trovi ingolfato in un sistema che ha generato un lucroso business alle spalle dei profughi. Cosa vuol dire sicuro? Secondo la norma europea, un paese in cui si può dimostrare che non ci sono persecuzioni né alcun rischio reale di incolumità o azioni che incidono sui diritti e sulle libertà fondamentali. Chi arriva da Bangladesh, Colombia, Egitto, Kosovo, India, Marocco e Tunisia avrà una procedura accelerata per il riconoscimento della domanda d'asilo europeo, che non verrà dunque scartata a priori. A differenza del passato, toccherà al singolo richiedente asilo dimostrare il contrario.
Ogni paese UE, come ha già fatto l'Italia, potrà stilare un proprio elenco di paesi di provenienza sicuri che l'Unione Europea dovrà monitorare, eventualmente modificare o correggere con la rimozione permanente qualora i requisiti di sicurezza individuati sulla base di valutazioni geopolitico-diplomatiche dovessero mutare profondamente. In questo elenco ci sono già tutti i paesi che hanno in corso la procedura di adesione all'Unione Europea, come Serbia e Albania. Ma l'articolo prosegue quest'oggi, doppio paginone, signori, sul quotidiano Il Giornale, che parla anche di Merz e Meloni, l'asse Merzoni. Oddio, non è che suoni così bene, che mette all'angolo Macron. L'intesa Roma-Berlino rianima l'Unione e punta su Draghi come aggiustatore. Il presidente francese tagliato fuori riesuma gli Eurobond per spaccare il duo. Se ne parla oggi a pagina 3 del quotidiano Il Giornale, che poi torna a parlare di Mercosur, difesa, Eurobond, la Francia non tocca più palla. Il presidente Macron lasciato indietro dall'asse Roma-Berlino, la ricetta sul debito comune stroncata sul nascere da Merz. Ancora avanti con le notizie ed eccolo qua, il fatto del giorno, signori, pagina 5 del quotidiano Il Giornale, ma su tutti i giornali, armi all'Ucraina, Vannacci al bivio, tensione con la Lega, Crosetto cita il Vangelo. Non ci resta che pregare, ma per favore, cosa vuoi che succeda? Non succede assolutamente niente. Il ministro li riconosceremo dai frutti. Oggi il voto di fiducia alla Camera. Paginone quest'oggi, anzi doppio paginone, perché poi c'è anche l'articolo di Augusto Minzolini, il retroscena, il militare è un rebus per entrambi i poli, sia per il centrodestra che per il centrosinistra, perché insomma se voti no alle armi, agli aiuti all'Ucraina, sei praticamente con la sinistra estrema. La russa, chi monta il caso ci fa un piacere, i dubbi di IV e PD. Al termine della cerimonia di commemorazione delle foibe nell'aula di Montecitorio, il presidente del Senato La Russa ci tiene a scambiare due chiacchiere sul tema del momento, le conseguenze dello strappo di Vannacci, e come interlocutore sceglie la sinistra, che è stata più attenta alle mosse del generale. Dice a Maria Elena Boschi: montando il caso Vannacci ci fate un piacere, si allarga la maggioranza. Ma l'ex sottosegretaria Palazzo Chigi di Renzi non la pensa allo stesso modo. Ti sbagli, è la risposta secca. Due interpretazioni diverse del momento, diametralmente opposte, che introducono un rebus. Come un altro rebus sono i sondaggi sul referendum, che segnalano a giorni alterni una riduzione della distanza tra sì e no, interrogativi che aleggiano su Palazzo Chigi e che attirano l'attenzione di Giorgia Meloni. Generale è una variante da non sottovalutare, tant'è che alla prima occasione, cioè sul decreto per l'Ucraina che sarà votato oggi, il governo ha deciso di porre la fiducia, un inedito sull'argomento, per mettere alla prova il generale e verificare se resta ancorato al centrodestra o se la sua rotta è diversa. Non a caso alla prova del 9 è stato scelto il tema più spinoso, gli aiuti a Kiev, di cui Vannacci non vuole sentir parlare. Un voto di fiducia, ci tiene a precisare il generale, richiesto esplicitamente dalla Lega. E nell'arena è scesa la personalità di governo più lontana da Vannacci, Crosetto. È stato il ministro della difesa a porre la fiducia a Montecitorio e a declinarla. E qui sapete poi cosa ha detto, eccetera, eccetera, avrete seguito i telegiornali. Pagina 6, gli ultimi deliri di Rannucci tra omofobia, spie, complotti. Il conduttore in piena tournée tra libri e spettacoli attacca ancora Cerno e Giletti sulla lobby gay e sui contatti con Mancini. Neanche una parola da parte del centro-sinistra. Oggi il giornale intervista Anna Paola Concia. Pensavo che a sinistra certi pregiudizi sui gay fossero stati superati, ma mi sbagliavo. L'ex parlamentare dice ancora: sono i partiti a lottizzare la RAI, nessun altro. Bella intervistina oggi a pagina 6 del quotidiano Il Giornale.
Ti sto invogliando a uscire di casa o a fermare quell'automobile davanti all'edicola? Sì, lo so. Pagina 9, in intervista con Sabino Cassese, si parla di riforma della giustizia. La riforma? PM liberi e CSM senza correnti, dice l'ex giudice della Consulta. La modifica costituzionale renderà le toghe più indipendenti. Infinitamente interessante oggi il giornale, parla anche di quei voti alla Salis da parte dei Notav e il suo piano casa che naufraga in Europa. E poi ancora woke, green, LGBT, propal, il vivaio Schlein antiriformisti, l'Italia anti-Italia, in questa doppia pagina sul quotidiano Il Giornale, che poi ha anche spazio per il giorno del ricordo. Il Parlamento ricorda le foibe, per anni silenzio colpevole. Editori, collettivi, storici, ecco la pattuglia negazionista. Pagina 13 del giornale con Francesco Giubilei. Viaggio nella galassia revisionista. Dal libro di Eric Gobetti ai comitati scientifici che contestano l'idea di pulizia etnica. E ieri Salvini è andato a Basovizza. Nessuno cancelli o falsifichi il ricordo. In taglio basso c'è anche Roberto Menia. Il giustificazionismo cresce ancora. Lo dobbiamo estirpare con la cultura. Il padre del giorno del ricordo dice: istituirlo fu una vittoria. Abbiamo riconsegnato a tante generazioni una storia dolorosamente infoibata. Dietro alle contestazioni c'è la sinistra, sempre più virulenta e piena di cattivi maestri. Oggi il giornale è quello che parla di più dei martiri delle foibe, anche in terza pagina, pagina 24, il reportage fra i martiri delle foibe, il ricordo e il dolore per la strage dimenticata. Un altro articolo di Fausto Biloslavo, il 10 febbraio con le istituzioni e i lettori del giornale nei luoghi della violenza rossa. Interessantissimo. Più interessante sicuramente è la rivincita del lato B, e va bene, dai, a pagina 25, sempre nella terza pagina del giornale, per nostra fortuna ci sono i jeans e le curve sexy a salvare gli Stati Uniti. Gli spot per il Super Bowl nascondono una rivolta hot al politicamente corretto. Se la pubblicità spoglia il woke, signori. Il lato B delle americane ci salverà dallo Tsumani woke che ha travolto l'Occidente. Ci sta, assolutamente sì. Ecco, la rapper 2C, chi è, nella pubblicità della Levi's, andata in onda durante il Super Bowl. Sopra c'è Bruce Springsteen, ritratto di spalle nella copertina di Boeing USA, indimenticabile. Il lato B della cantante Beyoncé in uno spot, l'attrice Sydney Sweeney in un altro spot, tutte col culetto fuori. No, semplicemente c'hanno i sui jeans, però insomma fanno una bella mostra di sé, non come i giovani di oggi che hanno i jeans praticamente della mia taglia. Non so come fanno a stargli su, misteri. Ultima segnalazione prima della pausa: sul quotidiano Il Giornale, ma anche su tutti gli altri giornali, ritorna Portobello. Magari no. Torna questo calvario che ha avuto Enzo Tortora, perseguitato dai magistrati e anche dai media. Esce questo Portobello che non è assolutamente, specificano, un endorsement al sì per il referendum sulla giustizia. È una pura coincidenza che la serie dedicata alla tragedia di Enzo Tortora esca a ridosso del quesito referendario. Si vota il 20 e 21 marzo, ma l'associazione di idee è inevitabile. Il calvario di Tortora con il regista Bellocchio che fa una grande prova di controinformazione. Ne parla oggi il quotidiano Il Giornale, ma chiaramente siamo tutti curiosissimi su questa piattaforma HBO Max di vederlo. Uscirà il 20 febbraio il ritorno in onda di Tortora sulla Rai dopo l'assoluzione. Tanto per. 8:30, ci fermiamo, la pausa, la canzone indipendente, signori. Oggi ritorna Marta Ferradini. Sì, è la figlia di Marco Ferradini, che avremo ospite prossimamente su queste frequenze. La nuova canzone di Marta Ferradini è Troppo amore.
Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Un'intensa ma veloce perturbazione atlantica sta attraversando il nostro paese. Nella prima parte della giornata condizioni di maltempo al nord-est e sulle regioni centro-meridionali, con piogge diffuse e localmente anche di moderata intensità. Generalmente asciutto invece al nord-ovest, seppur con molte nubi. Nel pomeriggio il tempo migliorerà abbastanza velocemente, anche se alcune piogge potrebbero persistere al centro-sud, specie sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto care amiche e cari amici di Radio Libertà. Una grande notizia, chiaramente, per chi conosce l'olio extravergine di oliva Acerbis, per chi lo usa da tanto tempo, è sicuramente una notizia importante. Per gli altri che magari lo vogliono provare, questo è il momento per approfittarne. Sì, perché tutto il mese di gennaio e tutto il mese di febbraio, olio nuovo, prezzo vecchio. Quindi potrete ordinare chiamando 030 68 40 408 6 bottiglie da 1 litro di olio estratto a freddo Acerbis a sole 84 euro e il trasporto è gratuito. Parliamo di un olio estratto a freddo da olive italiane selezionate all'origine. Tutte le mattine imbottigliamo il prodotto fresco su vostra ordinazione, quindi vi arriva a casa un qualcosa di unico. Se volete riscoprire i sapori di un tempo, se siete alla ricerca di un olio vero, importante, di un olio italiano che dia ai piatti un tocco in più, 030 68 40 408, oppure potete ordinare tramite la pagina web olioacerbis.com, perché come diceva il mio nonno Alberto, l'olio bu elve sempre a galla. Alberto, l'olio buono viene sempre a galla. Abbiamo avuto una produzione piuttosto scarsa quest'anno, lo sapete, ma una qualità straordinaria. Chiamate in tanti. Grazie, buon proseguimento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ciao a tutti gli amici di Radio Libertà, io sono Marta Ferradini e quello che ascolterete fra poco è il mio nuovo singolo, Troppo amore. Perché troppo amore? Troppo amore è quello che spesso le donne mettono in una relazione, troppo, e questo troppo amore poi ci ritorna indietro come un boomerang, causandoci sofferenza. Quindi questo brano racconta la storia di una donna che ha finalmente il coraggio e la forza di chiudere una relazione che non la fa più stare bene. Buon ascolto con Troppo amore di Marta Ferradini. Bacio. Guardami una volta ancora, stanotte scappo via da te. Credimi, ti vorrei ancora, ma non posso più lasciarmi perdere. Rispetto di me, io non so più cos'è. Smetti di dormire ancora, il letto sfatto della mente mia, ma guardaci sfiorire allora, è la storia di una lotta fra due re, perché sei tu che non sai perdere. Schiavo tu di troppo amore che soffoca, consuma il cuore, ma guardami, non sto più bene, e questo tu lo chiami stare insieme.
dimmi, ferirmi ancora. Pensavo fosse più difficile, ma guardami tradirmi ora, perché io sto scappando anche da me. Ancora non so vivermi senza te. Oh, schiavo tu di troppo amore che soffoca, consuma il cuore, ma guardami, non sto più bene. Questo tu lo chiami stare insieme? Lasciami ricominciare, vittima di un'ossessione, ma libera di non cercarti mai più. Lo so, ho sbagliato anch'io con te. Ti ho dato troppo e dimenticando me, lasciami ricominciare, vittima di un'ossessione, ma libera di non cercarti mai più, non cercarti mai più. Non cercarti mai più, non cercarti mai più. Schiavi noi di troppo amore, stanotte scappo via, via. Brava, 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 mi raccomando, si è sempre in tempo a scappare via da troppo amore. Ecco la bella canzone di Marta Ferradini, appena uscita con un album, ma pure un CD e pure un libro. La figlia di Marco Ferradini è laureata in lingue e interpretariato, diplomata al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, ma soprattutto, devo dire, fa tanti concerti molto eleganti. Buongiorno, come va? 8:38, Sammy Varini, maniche corte, che strano effetto t'ha fatto, ha bevuto la tisana energetica, adesso il regista si è spogliato completamente di tutti i suoi averi vestiari, no? Ora faccio 100 flessioni. Ecco, no, ma mi piace questa cosa, perché comunque bisogna tenersi in forma, bravo, io non lo posso fare per i problemi cardiaci, certo, ma soprattutto perché devo stare qui a parlare con voi, ragazzi, e a leggere i vostri tantissimi messaggi. Continuate a scrivermi 3406709 per commentare le notizie del giorno, poi li leggiamo tutti insieme. Devo correre perché tra poco c'è il Qui Parlamento, poi alle 9 c'è anche Morelli, tutti sgomitano per entrare nella mia trasmissione, ma guarda un po', libero. Zaki sempre peggio, noi lo liberiamo e lui fa gli spot per i terroristi. Prima di imbarcarsi con la flotilla, non lo sapevate, partiranno ancora quelli della flotilla, Patrick va a un evento Propal per chiedere la liberazione dell'ergastolano Barghouti. Interessante è la lettera del dirigente dell'Istituto Parini di Milano. Il preside ha scritto al Libero dicendo: basta occupare, dormo al liceo, barricato nel suo studio, inaccettabile non far entrare chi la pensa diversamente da chi protesta. Sono alla mia 7ª occupazione in 6 anni. Inizia così la lettera del preside del Parini di Milano, Massimo Nunzio Barrella, oggi sul quotidiano Libero. All'interno, il sì del Parlamento europeo alla lista dei paesi sicuri, nuove regole sui rimpatri, PD 5 Stelle e AVS urlano vergogna, e la maggioranza rossa spaccata in Emilia, lite nel campo largo sul CPR in Emilia. Ma allora è vero, il governatore De Pascale apre al dialogo col governo, rossoverdi e grillini sul piede di guerra. Ragazzi, imperdibile questa notizia. Ah, se fosse vero, è vero. Il governo ora rilancia i 2 centri in Albania e arriva il blocco navale. All'ordine del giorno 2 provvedimenti simbolo per l'esecutivo: accordi con nazioni terze e respingimenti per fermare le navi cariche di migranti.
pagina 3 del quotidiano Libero. La Lega estendere l'inchiesta sui radar. L'inchiesta che coinvolge Glovo riporta con forza l'attenzione a un tema che denunciamo da tempo, dice la Lega. Nel settore del food delivery esiste un sistema opaco che rischia di favorire sfruttamento del lavoro, irregolarità, gravi problemi di sicurezza urbana. A spiegarlo è Samuele Piscina, consigliere comunale di Milano e segretario provinciale della Lega. In molte di queste realtà, prosegue Piscina, operano addetti che lavorano tramite prestanome, permettendo di fatto a persone prive di regolare permesso di soggiorno, mi sentite, e di documenti, di svolgere attività lavorative fuori da ogni controllo. Un meccanismo che penalizza i lavoratori regolari, le aziende che rispettano le regole e mina la sicurezza dei cittadini. Per queste ragioni, conclude il leghista, l'inchiesta non deve limitarsi a un singolo operatore, ma va estesa nell'intero settore del food delivery per accertare eventuali responsabilità legate allo sfruttamento dell'immigrazione clandestina e all'elusione sistematica delle regole. Guarda caso, quello che dicevamo ieri su queste frequenze si subappalta. Zaki, I love you. Zaki, l'egiziano, sbarca a Milano. Abbiamo liberato Zaki e lui fa gli spot ai terroristi. Giro di nuovo la pagina, Calemei. Olimpiadi, pretesto per occupare il liceo. Ecco qua, c'è anche la lettera del preside Massimo Nunzio Barrella. Studenti rossi barricati a Classico, nel mirino i giochi e il governo Meloni che ha sgomberato i centri sociali, e poi l'intervento del preside. Dormo a scuola contro le occupazioni. Il dirigente contesta l'azione. Inaccettabile non fare entrare in aula chi la pensa diversamente. Come vedete, anche Libero, bello tosto. Caos in Toscana sulle foibe, la sinistra le ricorda da sola. Dopo la censura a Bocchino, il centrodestra esce dall'aula, celebra il giorno del ricordo col giornalista zittito. Gianni Pavido si piega all'Ampi. Fratelli d'Italia, PD e AVS sono revisionisti. Italo Bocchino, sono stato censurato. Ci sono politici come Gianni che si fanno dettare l'agenda dall'Ampi nel 2026. I partigiani italiani su foibe ed esodo non hanno diritto di parola. Questo ed altro sul quotidiano Libero, che parla anche di quanto pesa la Stella Rossa, un anniversario, quello del 10 febbraio, che i compagni non digeriscono. Per fortuna che c'è Meloni Dux, signori. Eccola qua la Ferragni, te l'aspettavi? Si è fatta la foto con Meloni Dux scritto sul muro, la Ferragni, poi ha cancellato tutto. L'influencer pubblica un selfie raggiante davanti alla scritta sul muro contro il premier faxista e lo scatto eliminato fa il giro del web. La gaffe di Chiara è quest'oggi solo sul quotidiano Libero. Violenta e mette incinta la figlia. Arrestato padre orco bengalese. Una storia che lascia senza parole. E come se non bastasse, ad Olbia un tunisino accoltella 3 persone e un cane. Sappiatelo. Tra pochissimo parliamo di animalismo a proposito. Ultima segnalazione dal quotidiano Libero, comunque bella che ci fa piacere un pochettino. Gli scienziati riabilitano la pennichella dopo pranzo, il riposino, con 15 minuti cuore salvo. Allora, attenzione, 15 minuti sono un po' pochini per una pennichella, però se riuscite, vi puntate la sveglia, il sonnellino pomeridiano migliora la salute, ma anche la produttività. Ci si sveglia con più energia, attenzione, capacità di concentrazione. Churchill non poteva farne a meno. Capito? La pennichella dopo pranzo salva il cuore. La NASA nel 94 scoprì che la pausa di 26 minuti, e sono già tanti, migliorava le abilità dei piloti. Per Bill Clinton 15 minuti di sonno durante il giorno fanno una grande differenza. Che fortunato, io se inizio a dormire il pomeriggio non mi sveglio più. Ultimissima, bella segnalazione. Arriva il bonus animali domestici per il 2026 per tutti gli ultra 65enni. Ma a proposito di animali, sentite qua.
Qui Parlamento. Grazie per essere con noi, al senatore della Lega Manfredi Potenti. Ciao, È sempre buongiorno. un piacere, saluto tutti gli ascoltatori, ovviamente tu Sammy, grazie tantissime. E che è sempre un piacere, soprattutto quando ci porti novità, notizie, segnalazioni e ciò che la Lega sta facendo anche nel campo dell'animalismo. Tu, tra le altre cose, sei appunto responsabile del Dipartimento Benessere Animale della Lega. La tutela Sì. degli animali è un indicatore essenziale del degrado o del grado di civiltà di un paese. E nel nostro caso, Manfredi, mi stai per dare una notizia terribile che, devo dire, qualche nostra ascoltatrice ci aveva pure segnalato ieri pomeriggio, perché è una cosa veramente da film dell'orrore avvenuta nelle Marche. Di cosa si Sì, tratta, Manfredi? Ma di qualcosa di cui non avremmo mai voluto sentir parlare in una parte insomma, del nostro paese in cui pensavamo a tutto fuorché a una discarica in cui venivano diciamo gettati, chiusi in sacchi animali, tra cui si parla di 27-28 cani morti, un gatto, ridotti in diciamo ormai in uno stato scheletrico, che sono stati rinvenuti lunedì lungo un'arteria stradale vicino a Osimo. Per questo fatto veramente che lascia esterrefatti di quanto ancora all'interno della nostra comunità possano essere presenti delle veramente diciamo, come posso dire, condotte tribali, forse è dire poco, e noi questa vicenda ci ha lasciati scioccati, poiché proprio nel corso di questi mesi, insieme a tantissime realtà associative, insomma, la sensibilità verso gli animali pensavamo avesse raggiunto ormai un livello per cui, a parte ecco, situazioni diciamo di maltrattamenti, ma che sono in qualche modo purtroppo devo dire comprese nella fisiologia dei tanti eventi che quotidianamente riguardano la nostra comunità, così come le violenze di genere. Qui però si parla di qualcosa di molto peggiore, cioè si parla di uno smaltimento, chiamiamolo, purtroppo occorre usare dei termini che appartengono al gergo dei rifiuti, perché qui alcuni animali sono stati smaltiti come rifiuti a bordo di una strada, e per caso durante la passeggiata che una cittadina con il proprio cane stava facendo in quella zona ha permesso di scoprire che cosa si nascondesse in quel fosso, e quindi ciò ha portato alla scoperta di questi sacchetti dell'orrore. E adesso ecco, noi ci stiamo domandando, sto lavorando su una interrogazione parlamentare rivolta al Ministro dell'Interno e al Ministro della Giustizia per conoscere ecco, le dimensioni di questo fenomeno, capire come all'interno ecco, di una comunità nella quale probabilmente insomma, la vita agricola si mescola con quella diciamo di piccoli centri urbani, si possa essere arrivati a queste diciamo morti. Qui devo dire, da una parte mi confortano le pene che sono state introdotte grazie anche alla Lega con la legge 82 del 2025, la cosiddetta salva animali, che ha aggravato le pene ad esempio per l'uccisione degli animali, ammesso che questo smaltimento non sia avvenuto quando questi animali erano già morti, quindi c'è da capire se si tratti quindi di un maltrattamento prolungato che ha causato la morte o di una morte voluta, magari adoperando servizi o prolungando, dicevo appunto, volutamente le sofferenze dell'animale, e quindi si ricadrebbe in quelle che sono le pene da 1 a 4 anni con multe fino a 60.000 euro per l'autore del fatto o gli autori, che noi speriamo possano essere velocemente individuati. In questo è fondamentale la collaborazione con le associazioni che sul territorio svolgono un ruolo importantissimo anche ai fini di quelle che possono diventare delle indagini investigative. Devo dire che la Lega
tra i suoi punti fondamentali come Dipartimento tutela del benessere animale ha 3 elementi cardine che noi porteremo avanti. Proprio ieri sera stavo parlando con la responsabile del progetto Link Italia, cioè quella associazione, quella realtà che sta studiando la relazione tra condotte maltrattanti verso gli animali e la loro relazione con le condotte, ad esempio, di violenza di genere. C'è una specifica continuità proprio da un punto di vista dell'autore delle condotte criminose. Noi vogliamo, dicevo, da una parte l'introduzione di una pena accessoria del divieto di detenere animali che colpisca coloro che si sono macchiati di questo tipo di reati, l'obbligo di percorsi trattamentali che possano impedire la commissione di nuovi fatti di reato, quindi diciamo intervenire sulla recidiva, e stiamo studiando come costruire con le forze di polizia questo tipo di percorsi che sarebbe opportuno fossero applicati già in sede, come ad esempio accade nella violenza di genere, anche in sede preliminare, ad esempio in applicazione di una sorta, chiamiamola, di contestazione da parte del questore, e introdurre questi percorsi per evitare la commissione di nuovi fatti e accertarsi che il soggetto abbia compreso effettivamente la gravità delle condotte conseguite. Naturalmente la pubblicazione della sentenza di condanna, questa ci sembra una norma assolutamente compatibile tra le altre. Ora stiamo proprio in questi giorni, sono il relatore del recepimento di una direttiva comunitaria che renderà obbligatorio pubblicare la sentenza sui reati ambientali. Cioè, perché? Perché noi vogliamo che l'autore delle condotte si possa giustificare anche nei confronti della comunità, quella comunità che viene tradita da una condotta e da un comportamento che è assolutamente antisociale, antieducativo e che noi in qualche modo vogliamo reprimere. Qui c'è poi tutto il tema dei maranza, cioè tutti quei soggetti che ad esempio utilizzano gli animali per attività di estorsione, di spaccio. Appena arriverà il decreto e il disegno di legge voluto dalla Lega sulla sicurezza urbana, noi introdurremo e faremo quanto possibile per introdurre delle norme che soprattutto nelle città stanno in qualche modo chiedendo fortemente, per impedire che determinati animali, soprattutto molossoidi, vengano incautamente gestiti da soggetti criminali e utilizzati per compiere reati. Quindi il lavoro del Dipartimento Tutela Benessere degli Animali della Lega è costante, continuo, siamo sul territorio con tutti i nostri responsabili regionali, porteremo avanti delle misure molto incisive per tutelare gli animali. E noi ti stiamo dietro, e chi ama gli animali non può non tenere sott'occhio su Instagram e sui vari social il senatore della Lega Manfredi Potenti. Grazie davvero e salutami tutti i tuoi collaboratori. Grazie a tutti gli ascoltatori, un abbraccio. Ciao. Qui Parlamento. Lo ricorderete, Manfredi Potenti, il suo stand proprio sull'animalismo, il Dipartimento Benessere Animale della Lega, quest'estate a Pontida. Sono le 8.53, si svolazza, signori, da un quotidiano all'altro con Sammy Varin e Francesco in regia, ma soprattutto i tantissimi messaggi WhatsApp arrivati al 3406709659. Li ho messi in freezer, portate pazienza, ma devo correre perché tra poco dovrebbe arrivare il senatore Alessandro Morelli. Acque proibite, titola invece il quotidiano Avvenire. Di cosa si tratta? Dai, l'avete capito. Tra le misure previste dal governo, il giro di vite sui ricongiungimenti. ONG in allarme, troppi morti in mare, acque proibite. Oggi, salvo sorprese, scrive Avvenire, in Consiglio dei Ministri il pacchetto migranti con il blocco navale. A Strasburgo varata la lista dei paesi sicuri in vista del patto europeo in vigore da giugno. Potrebbe approvare già oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri l'annunciato disegno di legge sull'immigrazione, contenente anche alcune norme stralciate dal pacchetto sicurezza dopo il confronto col Quirinale. Nel testo potrebbero trovare posto la stretta sui ricongiungimenti familiari degli immigrati e il blocco navale delle imbarcazioni con migranti, insieme al rilancio del modello Albania.
via. Il governo esulta per l'approvazione nell'aula dell'Europarlamento dei regolamenti con la lista dei paesi terzi sicuri. Più che avvenire sembra l'unità, ma va bene così. Giro di nuovo la pagina, sono sul Corriere, debito UE, tensione Parigi-Berlino. Il debito dell'Unione Europea divide Germania e Francia. Il presidente Macron spinge per gli eurobond, ma incontra il no del cancelliere Merz. Intanto alla vigilia del vertice dell'Unione nasce un asse tra Italia, Germania e Belgio su industria e competitività. Oggi il Parlamento italiano si esprime sugli aiuti per sostenere l'Ucraina e il governo ha deciso di porre la fiducia ai vannacciani, sfidano la Lega. Così il quotidiano Il Corriere, che mette poi di spalla perché i rider non sono solo un problema giudiziario, scrive Dario Di Vico, con il ruolo dei sindacati, ma anche questa notizia da Napoli: sospesi 2 chirurghi, cuore inutilizzabile, ma lo trapiantano a un bimbo di 2 anni. Nonostante il cuore fosse stato bruciato per l'utilizzo di ghiaccio secco durante il trasporto dopo l'espianto a Bolzano, il bimbo di 2 anni ricoverato a Napoli è stato sottoposto al trapianto. Sospesi 2 chirurghi. Massimo Gramellini si fa nuovamente prendere da quella che è una notizia effettivamente che ci fa arrabbiare. Ultima fermata e è successo di nuovo, l'hanno obbligato a scendere. Questa volta un ragazzino disabile ha dovuto scendere dal pullman perché sprovvisto di biglietto. Forse siamo talmente arrabbiati con il mondo che non lo vediamo più. Gli passiamo accanto, sopra, sotto, ma niente, non lo vediamo. A Vicenza c'è questo ragazzino con qualche fragilità speciale che all'uscita da scuola sale sull'autobus, infila la mano in tasca per prendere l'abbonamento e non lo trova. In realtà lo ha messo in un'altra tasca, ma lì per lì non se ne accorge, si sente in difetto e anziché acquattarsi vicino alle porte come fanno i passeggeri abusivi, si reca dal conducente per segnalargli il problema. Ma chi è e cosa vede quel conducente? Un ragazzino per bene in difficoltà che gli sta spontaneamente confessando di non avere con sé il titolo di viaggio e al quale eventualmente comminare una multa come da regolamento? No, il conducente vede un disagio, una rogna, una potenziale increspatura nel tranquillo incedere della sua giornata. Così, alla fermata successiva, fa scendere l'increspatura. Non importa che si tratti di un adolescente disabile, né che là fuori abbia cominciato a piovere, non importa nemmeno che da qualche parte della sua memoria galleggerà pure il ricordo di quanto successo pochi giorni prima in Cadore, dove un collega ha fatto scendere sotto la neve un minorenne sprovvisto di biglietto olimpico a tariffa quadruplicata. Il conducente richiude le porte e riparte, lasciando il ragazzino da solo per strada, senza neanche rendersi conto che non era un problema, ma un essere umano. Questo sì che è un problema. Così Massimo Gramellini, oggi nel suo caffè sul quotidiano Il Corriere. Draghi e Letta, la sveglia ai 27, è l'ora di diventare una potenza. Costruiamo una nazione europea ripartendo da Ventotene. L'unione può essere confederale. A parlare è Tremonti. L'unanimità non si può avere neanche tra condomini. E queste sono parole sante. Crosetto e la fiducia sulle armi a Kiev, un'occasione per fare chiarezza, e il ministro della difesa fa muro per la Lega, gli attacchi dei vannacciani, ma i fuoriusciti, e quindi questi tre, poi dicono dialoghiamo col centrodestra. Staremo a vedere che cosa succede quest'oggi. Attenzione, oggi Maria Teresa Meli sul Corriere intervista la Quarta Pelle, perché anche dall'altra parte c'è qualche problemino e forse un po' più grosso dei nostri. 5 Stelle e AVS non si prestino a un voto con Futuro Nazionale, che è il partito di Vannacci. I ricatti dei 5 Stelle sul tema sono un problema. Intervistata la Quarta Pelle oggi sul quotidiano Il Corriere. L'inchiesta Glovo, vertici a Milano, via al confronto con la procura, sotto accusa l'algoritmo che determina il valore delle prestazioni, la legge del 2015, ma ci sono poi
Le storie che racconta Andrea Galli, stanza da 450 euro e dentro lo zaino una batteria in più per lavorare 10 ore. La città, un circuito dove dobbiamo accelerare, raccontano i rider. Siamo costretti ad andare contromano per poter consegnare il cibo più velocemente possibile, altrimenti rischiamo il posto. Per comprare la bicicletta ci vogliono fino a 1.000 euro. I grandi manicotti sul manubrio sono montati anche d'estate, non servono a isolare le mani dal freddo, servono a nascondere i pulsanti che moltiplicano la velocità del mezzo in prevalenza di fabbricazione cinese. Il turno di servizio è eterno, dura in media 10 ore, a cui si aggiungono le ore necessarie per arrivare a Milano dalla provincia di Sondrio, dall'Oltrepo, dall'Emilia, dal Piemonte, tutto pur di risparmiare sugli alloggi. Intervista a giuslavorista Pietro Ichino: ora adottare le regole UE, nell'era digitale il contratto deve seguire nuovi criteri. E avete ascoltato, anche noi ne abbiamo parlato con Giulio Cainarca. Giro di nuovo la pagina, il paginone appunto, solo un paginone sul Corriere per il tributo delle Camere alle vittime delle foibe. Meloni, questa storia non sarà più negata, ma nella pagina successiva l'Unione Europea vota la stretta sul diritto d'asilo, via libera all'elenco dei paesi sicuri, nuove regole per i rimpatri, a favore il PPE e le destre, Piantedosi una vittoria italiana. La nota di Massimo Franco dice: 6 due fronti non si liberano delle ambiguità sull'Ucraina, e rispunta il generale Vannacci: con la fiducia il governo blinda la politica estera. Vannacci intanto si affida ai tatticismi, mossa pro-Russia senza scoprire le carte. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. È arrivato dicembre con il suo vento freddo e il bilancio di un altro anno che se ne va. Ho cambiato chitarra, perso un'altra ragazza, ma il mio cuore anche in riserva batte ancora. Sono quello che resta sempre lì sulla porta e di sbieco spero passi un po' di tranquillità. A Natale i regali per pochissimi amici sono come gocce d'acqua in tempi di siccità e mi sento migliore. Oggi ho un'altra visione degli errori ormai scolpiti nel mio DNA. Un caffè americano che mi scotta la mano. Sono vivo e questo dovrebbe bastarmi di già. A volte manca un filo di gas per prendere coscienza di tutto, specchiarsi nella normalità, cercando il bello in ogni difetto. Ogni giorno è un attacco sulla linea del tempo, un rumore di fondo quando tutto in silenzio. Se ti vedi distante dalle cose che intorno, basta che tu sia a posto con quello che hai dentro, quello che hai dentro, quello che hai dentro. Non ho chiesto a nessuno di diventare qualcuno, scrivere è l'unica cura che funziona, lo so. Attraverso il lavoro ho trovato decoro, arredando le emozioni con un giro di do. Mi dicevano i miei, non disfarti se puoi, che poi dopo rincollarti è un gran casino e lo sai. A volte manca un filo di gas per prendere coscienza di tutto, specchiarsi nella normalità, cercando il bello in ogni difetto. Ogni giorno è un attacco sulla linea del tempo, un rumore di fondo quando tutto in silenzio. Se ti vedi distante dalle cose che intorno, basta che tu sia a posto. Non riesco a immaginare un istante da cambiare. I ricordi sono un modo per non perdersi.
ogni giorno che avanza dal profondo del cuore è una corsa a distanza con il vento a favore. Se ti vedi diverso dalle cose che intorno, basta che tu sia a posto con quello che hai dentro, con quello che hai dentro, quello che hai dentro. Ho trovato del buono dentro all'uomo che sono, imparando dai residui della mia ingenuità. Il caffè americano mi ha scottato la mano, nonostante questo io ne voglio ancora. Niente male, gli artisti indipendenti che girano su Radio Libertà. Nella rassegna stampa di Sammy Varin ogni mezz'ora trova spazio un artista molto spesso assolutamente sconosciuto. Lui è Marco Baroni, il titolo è bellissimo, La linea del tempo, una riflessione sulla vita e sullo scorrere dei giorni che darà anche il titolo al suo nuovo disco in uscita a primavera. Marco Baroni domani sera alle 20:30 sarà al Living di Modena e devo dire farà un bel live per tutti voi. 6 minuti dopo le 9 del mattino, il buongiorno da Sammy Varin. Come state? State svegli? Vi vedo. I vostri WhatsApp al 340 6709 659. Ragazzi, oltre alla Meloni e a Salvini, a prenderci per il culo c'è anche il conduttore di questa stucchevole rassegna stampa. Ci scrive Gino il Pidino. Grazie Gino, ma noi ti amiamo e ti ringraziamo per stare con noi. Oh, non è mica l'unico Pidino, so che ce ne sono molti, ma mi seguono anche per amore, perché come Sammy Varin per fortuna non ce ne sono altri che osano stracciare il nome rassegna stampa come lo facciamo noi ogni mattina, ma ci piace, è un progetto diverso, è un format che nessuno oserebbe fare. Ciao Sammy, visto che Bannacci è un problema sia per la destra che per la sinistra, suggerirei di non parlarne più. Bravo Mario, lo devi suggerire a tutti i giornaloni di destra o di sinistra che invece lo stanno esaltando, soprattutto quelli di sinistra, ti dico la verità. Sammy, tutti contenti per i paesi sicuri? Ma se i giudici hanno ancora il potere come hai letto, la legge non serve a una minchia fritta. Grazie per avermelo ricordato. C'è un referendum sulla giustizia e direi che alla fine di marzo è il caso di alzare il culo da quel divano. Perlomeno il governo e Crosetto renda pubblico la tipologia di aiuti all'Ucraina e le armi. Andiamo a ricostruire l'Ucraina e per le nostre frane c'è tempo. E ancora, nelle aziende ovaiole i pulcini maschi inutili vengono con nastri portati al trituratore vivi. Non si sa nulla di blocchi, indagare e bloccare. Bravo Maurizio, visto che adesso abbiamo un dipartimento benessere animale, è il caso di fare anche queste battaglie. Caro Sammy, ma riuscirai prima o poi a fare un'analisi approfondita di dove stiamo andando? Ti do una traccia, questo è il bacchettone, se non si difenderà la famiglia naturale, marito, moglie, figli dallo Stato, dalla scuola statale, dall'ideologia di ogni colore, altro che guerre. Lo sai, vero che la scuola è dal 48 in mano ai compagni? E ora vi svegliate, caro Marco, c'è voluto un governo di centrodestra per farlo, te lo ricordo, altrimenti sui libri di storia non si sarebbe parlato ancora oggi di foibe. Voi avete mai studiato le foibe sui vostri libri di storia? Io no. Portano via i bambini alle persone e si preoccupano delle bestie, ridicoli. Caro ascoltatore, cerchiamo di occuparci sia dell'una sia dell'altra cosa. Siete schiavi della solita ideologia transumana, utili idioti. Oggi siete in vena di complimenti. Ma basta spendere dei soldi per l'Ucraina. Ma cos'è per noi sta Ucraina? Andiamo nella merda per l'Ucraina. Chi ci guadagna è Crosetto & Company. Abbiamo la sanità che sta andando da culo e pensano all'Ucraina e le strade piene di buche. Sammy, in caso di guerra, nel caso dove scappi? Io non mi muovo di qua e siamo in un bunker
morire sottoterra, chi ti manterrà al sicuro? C'è fuori l'esercito, eh. Gli ucraini sono scappati in Italia e li manteniamo qui. Ma noi dove potremmo andare? Chi ci prenderebbe? Non c'è un'altra Italia. Lo so, e per la Svizzera siamo terroni. Questo è un altro problema che ci toccherà da vicino nel caso che noi facciamo finta di niente, ma non è bella questa situazione. E ancora, questi sono tutti i commenti alla mia rassegna stampa, ragazzi, capite l'effetto che vi fa Sammy Varin? Un altro bonus. Non sanno più come fare per spendere male i soldi delle nostre tasse. I cani sporcano le strade e il comune le deve pulire. Con cosa? Con l'IMU sempre più alta? I cani non votano, ma i bambini islamici sì. Io ho un cane e un gatto e se mi chiedessero un contributo di spesa glielo darei perché mi sembra giusto. Vero, però non diamogli l'idea. Se ce li ho gli animali, li posso mantenere, quindi posso anche pagare qualcosa al comune per tenere puliti i campetti per sgambettare. Non è giusto? Bello, mi piace aizzare le polemiche. Devo dire che è sempre molto molto piacevole sentire che a ogni azione corrisponde una reazione, e questa rassegna stampa che va in onda dalle 7:30 alle 9:30, poi dalle 11 a mezzogiorno, ma in replica per i fortunati la sera dalle 20 alle 21, è decisamente potente, così tanto potente che arriva Alessandro Morelli. Va ora in onda Qui Parlamento, l'attualità politica dalla viva voce di deputati e senatori. Va ora in onda L'Italia da fare, il punto sulla politica economica con Alessandro Morelli. Io che lo seguo su Instagram, ragazzi, gli ho visto fare cose ad Alessandro Morelli, anche scendere con il bob a tutta velocità, ma soprattutto assistere in questi giorni alla cosa più bella, è l'inizio delle Olimpiadi e i primissimi successi, non soltanto dei nostri atleti, ma il successo proprio delle Olimpiadi. Sottosegretario, buongiorno. Sammy, ciao a tutti gli ascoltatori. E siamo riusciti a pizzicarti quest'oggi, non è facile, immagino. Da Cortina. Da Cortina, sono giorni complicati, ma forse un sospiro di sollievo l'hai tirato. Queste Olimpiadi sono una vittoria di squadra, ha dichiarato ieri il presidente del CONI Bonfiglio. Come sta andando, Alessandro? Beh, allora, i risultati da quello che vediamo per quanto riportano i media nazionali e internazionali è veramente eccezionale. Ora chiaramente protagonista è lo sport e quindi stiamo a guardare cosa succede nei vari campi, nelle varie venue che riguardano chiaramente lo sport. Detto questo, stiamo dando una grande prova di, da un lato, organizzazione, dall'altro di risultati che erano veramente inattesi. Quindi ti dico, è un grande orgoglio da leghista essere stato protagonista, essere protagonista insieme a tanti altri leghisti di questo obiettivo che sta portando Lombardia e Veneto con le varie località protagoniste delle Olimpiadi in giro per il mondo. È esattamente quello che avevamo pensato nel 2018, quando Giorgetti ed io e un manipolo di pochi altri avevano pensato a queste Olimpiadi, poi rese possibili grazie al lavoro svolto da Matteo Salvini come segretario della Lega e allora ministro nel governo Conte 1, poi in seguito grazie al lavoro delle due regioni, quindi di Italia e Fontana, che misero il primo chip economico, un chip da 300 milioni di euro, attenzione che per le regioni non sono proprio spiccioli, ma che oggi portano a questo enorme risultato. Siamo qua, nel senso, ci stiamo dando la staffetta, io e Salvini, Giorgetti e gli esponenti della Lega, per coprire quelle che sono delle Olimpiadi merito della Lega, su quale chiaramente, come possiamo immaginare, come era insomma assolutamente prevedibile, tutti quanti cercano di salire sul carroccio del vincitore. Quindi io sono salito ieri a mezzogiorno, ero a Cortina, adesso riparto, vado a Milano,
poi settimana prossima Livigno, proprio oggi tornerà Salvini che è stato qua nei giorni scorsi, insomma dobbiamo far vedere che il timbro leghista c'è e che è merito della Lega se queste Olimpiadi ci sono. E come l'abbiamo visto anche della stessa cerimonia di apertura, tutti i social hanno fatto notare una certa differenza rispetto alla cerimonia francese di qualche anno fa, è vero Alessandro? Diciamo che seppur con il doveroso, legittimo, la legittima quota di autonomia del CIO nell'organizzazione di questi grandi eventi, dobbiamo sottolineare come l'indirizzo è stato, seppur non dichiarato, assolutamente recepito da chi ha dovuto organizzare, ha avuto il compito di organizzare la manifestazione di apertura. Insomma, chi l'ha organizzata sa perfettamente che in Italia non c'è Macron, c'è il governo di centrodestra, che la Lega è quella che ha fortemente voluto le Olimpiadi e che le ha portate, che le ha letteralmente realizzate, perché ricordiamolo, io sono arrivato ieri a Cortina, come ti dicevo, e per me è stato un orgoglio attraversare con l'auto le varianti che abbiamo realizzato. Certo, tu Sammy mi dirai, ma l'opinione pubblica, il cittadino medio non lo sa che la nuova galleria è stata realizzata grazie all'impegno della Lega al governo. Quello è vero, ma io lo so, e quindi potrai capire che un po' ci sentiamo quasi come dei papà rispetto a queste opere che non solo sono utili per le Olimpiadi, ma che sono un grande dono ai nostri territori, perché logicamente non è che verranno chiuse dopo le Olimpiadi, anzi rimarranno qua e permetteranno ai milioni di turisti che anche grazie alle Olimpiadi noteranno le nostre località sciistiche di venire nei prossimi anni e quindi di spendere e portare una migliore qualità socio-economica ai nostri territori. È vero, tutte cose che rimangono per sempre. E a proposito di pubblicità positiva di queste Olimpiadi, senti, sempre sbirciando sui social abbiamo visto un entusiasmo incredibile degli atleti che da tutto il mondo sono arrivati nel villaggio olimpico e sono in giro a scorazzare intorno e sono rimasti felicissimi. Prima di tutto per il bidet, e questo è uno scherzo, però se l'hanno scoperto anche loro, ma per il cibo, per il letto, finalmente un letto vero, non di cartone, e questi hanno fatto tweet, hanno fatto veri e propri servizi su Instagram pubblicizzando le cose buone che l'Italia sta portando avanti. Penso che sia una pubblicità estrema per il nostro paese che durerà per parecchio tempo, è vero? Sì, figurati, questo è nello spirito, è coerente con lo spirito che io stesso avevo introdotto qualche anno fa quando ero assessore del turismo a Milano, a turismo e marketing, dove avevo scelto come letteralmente ambasciatori di Milano, questo figurati nel 2010-11, i giovani che fanno l'Erasmus, perché insomma avevo immaginato che grazie al loro sano contributo, con il loro sano entusiasmo, avrebbero dato una buona immagine della città. Si sta verificando anche sul fronte olimpico in questa fase. Ricordiamo, stiamo parlando di atleti, molto spesso di ragazzi molto giovani che hanno un loro seguito. Peraltro alcuni, hai visto la campionessa del pattinaggio di velocità, la ragazza olandese che è addirittura una vera influencer, ha milioni e milioni di follower in giro per il mondo. Grazie a questi messaggi chiaramente passa una visibilità positiva non solo per il buon risultato, le venie olimpiche, gli impianti che sono perfetti, eccetera eccetera, ma anche di accoglienza, di amicizia, insomma un ambiente, l'ambiente sportivo che veramente ci aiuta a promuoverci.
Vero, 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 proprio che durerà questa promozione, ne sono certo. Intanto però stanno arrivando i WhatsApp al 340-6709-659 sull'onda della nostra tradizione di mettere a contatto i cittadini, gli ascoltatori con la buona, speriamo sempre politica. E quest'oggi ci hanno fatto notare gli ascoltatori su gran parte della stampa c'è la notizia che ci piace tanto: immigrati e emergenza sicurezza, scrive oggi il Tempo, e ora rimandiamoli a casa. Qualche cosa si sta muovendo? Assolutamente sì, perché poi se vado su il quotidiano Il Manifesto ci mette Eurovisione e ci racconta cosa sta pensando di fare questo governo e questa Europa. L'unità, incentivare i naufragi, ostacolare i soccorsi, ecco la legge spazza profughi. Ma ci sono titolazioni ancora più potenti, tipo questo dovrebbe essere Avvenire e invece no, mi sembra l'Unità. Avvenire titola Acque proibite, signori, perché tra le misure del governo c'è anche un giro di vite sui ricongiungimenti. Cosa sta accadendo, Alessandro Morelli? L'Europa ci dà ragione? Quante volte l'abbiamo detto, ma forse è la volta buona, Alessandro. Finalmente in sede europea i popoli iniziano ad essere ascoltati. Diciamo che l'ondata che sta per colpire altri paesi oltre all'Italia, l'ondata di buonsenso, sta finalmente permettendo di attuare una serie di iniziative politiche che ci permetteranno di a nostra volta di rendere efficaci delle scelte amministrative e normative che ci consentono di bloccare l'immigrazione clandestina. Sul fronte dei ricongiungimenti però, siccome ho seguito personalmente la materia, insomma ti do magari qualche informazione in più. Ora in Italia abbiamo una legislazione che è assolutamente ultra permissiva proprio sul fronte dei ricongiungimenti. Sappiamo come insomma un immigrato regolare possa a sua volta, attraverso lo strumento del ricongiungimento, far arrivare in Italia numerose altre persone, parenti, non sappiamo neanche più fino a quale grado. Ecco, questo non deve essere più consentito, e attraverso una proposta di legge che la Lega ha presentato c'è proprio una stretta legata non solo ai ricongiungimenti, quello è un tema, ma al macro tema dei permessi di soggiorno. È vero, indubbiamente, che chi viene qui per lavorare è ben voluto, ma, c'è un ma, noi dobbiamo essere certi che ci sia un vero percorso di integrazione di chi viene qui a lavorare. Quindi sicuramente è utile il contratto con un'impresa e quindi un posto di lavoro. Dall'altra parte è doveroso che ci sia non solo il rispetto delle regole, ma che ci sia una verifica del fatto che ci sia un reale percorso di integrazione di queste persone, perché francamente di avere un dipendente di un'azienda che occupa un posto di lavoro e quindi prende uno stipendio, eccetera, eccetera, ma che contestualmente fa l'imam, insegna ai suoi proseliti che la legge coranica è meglio della legge italiana, questo signore, seppur con un posto di lavoro, seppur con un permesso di soggiorno, da noi non è gradito. Assolutamente no, e nell'ambito sicurezza mi stanno scrivendo gli ascoltatori lo scorso weekend e anche i prossimi, l'iniziativa della Lega Io sto con il poliziotto. Ho visto un grandissimo successo, persone che si avvicinano al gazebo della Lega, a volte per la prima volta, per dire sì, anche io sto con il poliziotto. Bisogna dare più potere, bruttissima frase per le forze dell'ordine, ma fare in modo che non vengano sempre eguaiate nel caso quella volta che si debbano difendere. Alessandro. Io sto con il poliziotto, è l'iniziativa della segreteria federale che chiaramente a seguito di uno dei tanti casi
dove ce lo ricordiamo di cronaca che abbiamo visto nelle ultime settimane, dove purtroppo un agente è stato costretto a difendersi da uno dei tanti balordi che sono nelle nostre città. Quindi quello è preso solo come spunto per ancora una volta segnalare come la Lega stia dalla parte delle forze dell'ordine, stia dalla parte di chi tutti i giorni lavora per difenderci e che altrettanto tutti i giorni è attaccato invece da chi ritiene che avere dare dei poteri di buon senso peraltro alla polizia, alle forze dell'ordine in generale, sia di fatto un militarizzare le nostre città. Detto questo, io vi invito i nostri ascoltatori, invito anche la nostra radio a divulgare la settimana leghista che ogni settimana arriva sui telefoni cellulari, le mail, i messaggi, eccetera, perché nell'ambito di questa informativa ci sono molti degli spunti che appunto ci possono permettere di tenere un reale contatto con chi è interessato alla politica, a prescindere dalla bandiera, perché sul sito, sui nostri siti gli ufficiali della Lega si possono trovare i luoghi dove poter incrociare i gazebo che di raccolta firme per questa campagna Io sto con il poliziotto, ma ci sono chiaramente nel prossimo futuro una serie di iniziative, prima tra tutti la campagna referendaria, che per noi sono assolutamente fondamentali per permettere quel cambio di sistema, perché guarda Sammy, molti anche a noi scrivono, anche a me personalmente, ma oramai si governa da 3 anni e io mi aspettavo che, puntini, e l'aspettavo che è sempre valido, ognuno, io per primo vorrei la bacchetta magica per cambiare quello che non va. Detto questo però c'è un sistema e quindi quando noi, per esempio, cito altri esempi che però sono assolutamente conosciuti all'opinione pubblica, quando il Ministero dell'Interno dopo anni di indagini, pedinamenti, intercettazioni, ritiene che un personaggio, e mi riferisco all'imam di Torino, sia un personaggio pericoloso, vicino a delle frange addirittura terroristiche internazionali, e a quel punto decide di espellerlo, si mette di mezzo un giudice qualunque che permette a questo personaggio non solo di uscire da un momento di fermo, ma lo libera completamente. Quindi di cosa stiamo parlando? Dunque il sistema deve essere cambiato e per cambiarlo ci vuole purtroppo del tempo, perché, sottolineo, da oramai decenni c'è una deriva che la sinistra ci ha imposto e che noi stiamo con le complicazioni che chiaramente abbiamo tutti di fronte, prima tra tutte la famosissimo processo ai danni di Salvini sul fronte dell'immigrazione, che dimostrano come cambiare sia complicato, ma ci stiamo lavorando. È minimo, e per farlo bisogna fare squadra, bisogna restare al governo, lo ricordiamo, perché sai, molti ascoltatori ogni tanto dicono ecco, allora la Lega dovrebbe uscire. Sì, io parlo sempre di quell'ingranaggio, no? Noi siamo un ingranaggio molto bello, molto importante, ma un ingranaggio per far girare il governo, la baracca, e se quell'ingranaggio cambia un attimino va bene, riusciamo magari a cambiare un attimino la politica del governo, ma se quell'ingranaggio comincia a non funzionare più, e piuttosto che bloccare tutto, bisogna sostituirlo l'ingranaggio. E quindi attenzione che su questo fronte, certo che, e anche qui altra polemica che è accaduta in questi giorni e qualche minuto te lo regalo, certo che quando si molla l'ingranaggio per uscire dal partito di cui facevi parte, avevi anche delle responsabilità belle grosse per dire magari le stesse cose che dicevi all'interno di quel partito o comunque non si sa ancora, oggi staremo a vedere, e la gente si arrabbia. E devo dirti, Alessandro, io che faccio rassegna stampa ancora non ho letto niente sui giornali in questi giorni, ma so che la Lega vuole lanciare la legge contro i cambi di
casacca, o no? Sì, esatto, chiaramente non riguarda solo questo caso, che è un caso limite, nel quale chi sceglie di fare un percorso differente da quello della maggioranza di governo sostanzialmente sta dando una mano al Partito Democratico, quindi diciamo veramente quasi un agente interno del Partito Democratico, interno al centrodestra, o comunque a un partito, la Lega, che ha lavorato e sta lavorando per dare un risvolto di buonsenso rispetto alle politiche anche dell'intero centrodestra, perché evidentemente ci sono delle sensibilità diverse, altrimenti avremmo già fatto insomma dei passi ulteriori rispetto al buonsenso e alla sicurezza. È inutile starci a girare troppo intorno, Forza Italia non ha la nostra stessa sensibilità e molto spesso ce lo fanno notare anche in Consiglio dei Ministri, e per questo chi lavora contro la Lega, contro il centrodestra, sostanzialmente sta dando una mano al Partito Democratico e a chi intenderebbe costruire una maggioranza diversa anche nell'ambito del centrodestra. Quindi ognuno faccia le proprie propri ragionamenti, ma non abbiamo l'anello al naso. I nostri ascoltatori hanno capito bene, immagino, da che parte per chi si lavora creando un danno alla Lega, e quindi noi comunque andiamo avanti convinti che il buon senso vincerà. E sommessamente vi abbiamo dato questa notizietta che ci stiamo lavorando sui cambi di casacca. Alessandro Morelli, sottosegretario di Stato, è sempre un piacere averti in nostra compagnia. Buon lavoro e restiamo in contatto. Grazie a tutti voi, godiamoci queste Olimpiadi che sono per noi che ci siamo occupati di infrastrutture un periodo, essendo protagonista lo sport, diciamo di osservazione, ma che poi quando si chiuderanno si tornerà a lavorare per chiudere le tante opere che grazie alle Olimpiadi abbiamo e stiamo realizzando. Avete